3, 2, 1, vai. Perfetto. Perché il collodio lo chiamano umido perché cioè, tu dovevi far tutto mentre il collodio era ancora umido, perché se si secca butti via la lastra. Tanti dicono che il fotografo fa la foto, qui molto probabilmente è un po' anche l'incontrario, è quello che ha davanti che fa la foto, perché più si lascia andare, più si lascia liberare. Più apre porte dentro di lui e più il collodio riesce a entrare, no? Alla fine tirar fuori qualcosa comunque di magico. Difatti le foto per me più ben riuscite è quando lo stesso soggetto mi diceva che non sembrava neanche lui. Quando uno mi dice così, io ho fatto la foto, io so che ho tirato fuori una parte di lui che non è abituato a vederla, no? Capito? Perché noi perdiamo il contatto con noi stessi, no? Sì, noi ci guardiamo allo specchio per truccarci, per lavarci i denti, però forse non per interrogarci o per parlare con noi stessi, no? Alla fine, no? La fotografia all'inizio era molto più artigianale, insomma, il fotografo aveva la tendenza di creare tutto da zero, quindi prepararsi le lastre, prepararsi i chimici, preparare tutto quello che serviva per realizzare comunque una foto. Diciamo che sicuramente queste tecniche sono molto più intime perché crei un contatto profondo con il soggetto che hai davanti, insomma, siete voi due. Una volta che si sbaglia una fotografia non si può cancellare. Quella è andata, ma fa parte della bellezza di questi procedimenti comunque. Questo è anche un grande aiuto perché comunque molto probabilmente istintivamente si presta molto più attenzione a quello che si fa, no? Poi. Beh, è nata ormai parecchi anni fa, sono sempre stato incuriosito, insomma, di questa forma di mezzo espressivo e poi a un certo punto mi è venuta anche la curiosità di vedere da dove era nato, no? Questa arte, insomma. E tornando indietro a ritroso nel tempo, tra i manuali e i libri, ho trovato delle tecniche davvero meravigliose. Piene di pathos, piene di poesia, piene anche sì di sentimento poi alla fine. Questo è il collodio salato, in gergo si chiama così. Questa parte di formicotone con dentro vengono sciolti i sali di bromuro e di ioduro che sono comunque alla base della fotografia, ecco. Molti me lo dicono che potrebbe diventare un lavoro, io sono ancora per un certo verso un po' titubante perché avrei un po' di timore che diventando un lavoro, quindi comunque con tutto quello che comporta un lavoro, di perdere un po' questa passione, questa mia indomabile passione che ho dentro, insomma, no? E di sminuirla e di portarle meno rispetto di quello che veramente merita, perché la fotografia c'è poco da fare, sicuramente ha migliorato la mia vita più di quanto io avrei avuto l'ardire di chiedere, insomma, ecco. Ancora un po'? Perfetto. Guarda, mi basta questo. Per la prima mi basta questo.